Terzo tentativo, vediamo se questa volta i cavalli hanno intenzione di andare. Crown stecca mica tanto, però in qualche maniera lungo lo steccato Davide Cangiano lo porta verso la partenza. Si va. 1 Zenotab Sandro Miraglia, 2 Daichiri Pizzmano il pistone, 3 Cocktail Bar Edoardo Locisano, 4 Brivio d'Elite. Sbaglia Estasi di no intanto, attenzione problemi per la favorita. 5 Estasi di no, 6 Cheyenne Lux Santomollo, 7 Encantador Laxmi Daniele Cuglini, 8 Cagliostro Roberto Ruvolo, 9 Dorotea Francesco Pettinari, 10 Crown Stecca Davide Cangiano, è rimasta indietro Estasi di no. E così la favorita regala 40 metri a partire. Partita! Zenotab davanti con al suo esterno Daichiri Pizzi in mezzo alla pista Cocktail Bar, viene dalla seconda fila Dorotea, poi Brivio d'Elite, quindi Cagliostro che confina a largo Cheyenne Lux, poi Encantador Laxmi, lotta sulla prima curva con Daichiri Pizzi che insiste e chiede strada a Zenotab, viene fuori un bello strappo, alla fine Daichiri Pizzi passa su Zenotab, rimane di fuori Cocktail Bar, quindi Brivio d'Elite che si trascina Cagliostro, terza in corda e Dorotea. 400 iniziali in 28,2 per Daichiri Pizzi. Al suo esterno c'è Cocktail Bar che mette da subito pressione, poi ancora Brivio d'Elite che precede Cagliostro. 600 metri iniziali passati in 43,5, ha spostato Cagliostro dalla terza pariglia, si muove in terza ruota Roberto Ruvolo che dà il parziale sotto alle tribune, si porta a lato di Daichiri Pizzi, l'attacca con decisione, un giro dalla fine, passa Cagliostro in mezzo alla pista. Ora c'è Encantador Laxmi che cerca di aggirare Cocktail Bar, 58 spaccato la metà gara con Cagliostro che è passato nei confronti di Daichiri Pizzi. Zenotab terzo in corda, avanza allo scoperto ora Encantador Laxmi, chilometro in 1:12,7 messo lì da Cagliostro che è passato con spesa, avanza al largo Encantador Laxmi, in corda c'è Daichiri Pizzi che cala un po', si muove dallo steccato Zenotab che anticipa le mosse di Dorotea a 400 dalla conclusione. Cagliostro in vantaggio con 2 di margine nei confronti di Encantador Laxmi, poi Zenotab che sposta il suo esterno, ancora Dorotea in mezzo alla pista, è in vantaggio Cagliostro che si mantiene con quel vantaggio di 2 lunghezze all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, prova ad andarlo a prendere Zenotab insieme ad Encantador Laxmi ed insieme a Dorotea. Cagliostro fino in fondo e Roberto Ruvolo, la forma era di quelle super, lo conferma anche oggi. Dorotea finisce alla grande per il secondo, al terzo Zenotab 1:12,7 il successo di Cagliostro e Roberto Ruvolo che neanche l'allenatore lo ha portato al top della forma per i colori della scuderia Brown. La vittoria per il figlio di Napoleon Bar, la seconda consecutiva dopo l'ultima bellissima prestazione proprio qui al Savio. Si conferma oggi, corre ancora la grande Dorotea e conferma la super serata di Francesco Pettinari che è il terzo finalista di questo Tommaso Grassi World Super Frustino. Roberto Ruvolo con il primo sale a 17 punti e si inserisce come miglior secondo classificato. Dovrà attendere l'ultima manche per sapere se andrà o meno in finale. Quel che è certo è che ha vinto il centrale di serata, la manche più importante con il suo Cagliostro, i colori della scuderia Brown.